tutte le persone che oggi hanno concorso per fare in modo che questa giornata e questa mattinata potesse essere organizzata, e questa mostra, I vasi della vita, in occasione della settimana della cultura, potesse oggi alla nostra mazza appunto costruirsi. Vorrei ringraziare in maniera molto, come dire, calorosa la dottoressa Veneziano Osai per averci dato una mano grandissima nell'organizzazione, anche e soprattutto tecnico-burocratica di molti passaggi. Ringrazio con molto piacere il dottor Mauro D'Adea, che è stato colui che ha ripercorso dal punto di vista storico, tematico e della ricerca l'essenzialità del tema e l'essenzialità della sostanza di quello che oggi poi ammireremo in termini espositivi, cioè di quello dei piatti e delle ceramiche di Serzera che oggi vedremo. E vorrei ringraziare anche Arnaldo Manis, che è stato la persona la quale ci ha messo sopra le mani, che ha esattamente ricostruito, partendo dai reperti originali, la completezza delle ceramiche, rendendole, a detta di molti esperti con i quali io ho avuto il piacere di parlare, esattamente identiche all'originale. Quindi una grandissima capacità elaborativa per la quale gli siamo grati. Non posso in ogni caso ed ad ogni modo che non ringraziare anche l'Associazione Archeologica del Sacostamano, un'associazione che si sta impegnando e che si è impegnata in tutti questi anni per poter ricercare sul territorio non solo i reperti di Serzera, non solo la storia precedente anche alla storia di Serzera, ma proprio l'identità stessa del nostro paese, del nostro territorio. Un'associazione che credo abbia un lungo futuro davanti a sé, con la quale credo non solo l'amministrazione ma tutta la comunità abbia il dovere di collaborare, che abbia il dovere di immediata alle esigenze organizzative che, come sapete, gestisce il museo. Ringrazio inoltre anche le autorità, ringrazio la stazione dei Carabinieri di Mogolo, che è sempre presente, della quale noi ci onoriamo di far parte da qualche mese, la cui presenza appunto oggi ci onora e ci fa molto piacere. Ringrazio Don Francesco Tuveri per essere qui con noi, ringrazio tutti voi e vi porto i saluti dell'amministrazione. Io non entrerò nel merito nella questione di ciò che oggi vedrete, anche perché al mio fianco, come potete vedere, ci sono degli esperti al pari dei quali ringrazio veramente tutti della presenza e della partecipazione. Dovrei ridire le stesse cose che ha detto il nostro bravissimo sindaco. Io voglio innanzitutto ringraziare appunto l'amministrazione di Nostra Mazza, il sindaco, l'assessore alla cultura, il signor Tuveri, l'associazione Sacostamanna e tutti per aver partecipato, per aver collaborato e promosso con il Ministero per i Beni Culturali all'organizzazione di questa giornata. La mostra che si presenta è la mostra di Mauro D'Adea e di Arnaldo Manis e dei ceramisti. Io per la mia parte ho già lavorato sul territorio come Ubaldo Badas, che ringrazio tanto per la presenza oggi a questa manifestazione. E perciò quello che si farà oltre questa mostra, che come diceva Mauro modestamente è una mostra piccola ma fatta col cuore, fatta per promuovere questo territorio così importante non solo per il periodo che abbraccia la mostra che noi oggi inauguriamo, ma anche tutto il periodo nuragico, tutte le altre testimonianze che saranno penso valorizzate a dovere in questo bel territorio, perché è il desiderio dell'amministrazione, e vedo che il sindaco, pur così giovane, è così agguerrito, è così preparato e ci tiene tanto, e cercheremo noi come soprintendenza, perciò come ente ma anche come studiosi, di affiancare il comune di Nostra Mazza. Io passo la parola a Mauro D'Adea. Breve ponte, perché penso sia doveroso, lo faccio anche con molto piacere, lo ringrazio anche per essere qui oggi l'architetto Cannas, perché possa raccontare come è nata l'idea che oggi ci ha portato qui ad avere questa splendida. Ringrazio della presenza, io porto i saluti del gruppo culturale Sacostamanna
un'associazione che è nata già da parecchi anni, ma che ci siamo sempre mossi nel cercare di dare il nostro contributo per la valorizzazione dei beni di Gorno Stramazza. E noi abbiamo trovato, e ringrazio anche l'amministrazione comunale, la sovrintendenza e tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto su di questo, e questo nostro contributo si sta cominciando a vedere qualcosa oggi con questa riproposizione di parti e dell'opportunità di poter dare qualcosa che può essere utile a tutta la comunità. Allora io ringrazio tutti per la vostra presenza, vi auguro la buona giornata, ringrazio l'amministrazione comunale per l'opportunità che mi ha dato di essere qui con voi oggi, e ringrazio l'associazione archeologica Sagostamanna che ha individuato me come un possibile referente per questo loro progetto, perché va detto che la mostra che inauguriamo oggi, l'ideazione nasce proprio da questo gruppo di persone, da questo gruppo veramente di benemeriti della cultura in sede locale, questi gorno-stramazzesi che si sono riuniti in un'associazione culturale per tutelare e promuovere i beni archeologici e storici presenti nel loro territorio. Quindi un esempio veramente encomiabile che sarebbe da seguire. Da che cosa nasce l'esposizione di vasi della vita? Innanzitutto il titolo. I vasi sono dei contenitori, i vasi della vita, ecco, i vasi di Gorno Stramazza, questi frammenti di terracotta di antichi vasi raccolti tra le rovine del villaggio scomparso di Gorno Stramazza, sono praticamente i contenitori, gli unici che hanno conservato un qualche cosa di questa esistenza plurisecolare di una comunità che ormai è completamente scomparsa. Quello dei villaggi scomparsi è un fenomeno peculiare dell'antropizzazione sarda, cioè della storia della popolazione della Sardegna nel corso del tempo. La Sardegna basava la sua economia essenzialmente sull'agricoltura e quindi era diciamo così, giocoforza per questi piccoli agricoltori colonizzare in modo capillare il territorio, creare un grande numero di insediamenti per poter utilizzare il minor tempo possibile per andare dalle loro abitazioni al posto di lavoro. Diciamo che la Sardegna era disseminata di piccoli paesini solo per questo anticamente, perché questi contadini che andavano a piedi avevano bisogno di sprecare il minor tempo possibile per raggiungere il loro campo partendo da casa. Molte di queste comunità però erano talmente piccole che anche rovesci di piccola entità, ad esempio una semplice epidemia, potevano portare allo scompenso tra gli equilibri sociali della comunità e quindi alla sua scomparsa. Le cause sono molteplici, ad esempio per Serzela è stata ben analizzato il fenomeno della scomparsa da Ronzitti, la scomparsa è avvenuta nel XVIII secolo, quindi nel Settecento, in tempi abbastanza recenti, quindi è stato ben analizzato. Però di tanti altri villaggi non lo sappiamo assolutamente, e l'unica possibilità che si ha oggi per poter indagare in qualche maniera le dinamiche che hanno portato diciamo dalla prosperità alla scomparsa di un villaggio è quello di recuperare le testimonianze archeologiche. È un fenomeno, come vi ripeto, che in Sardegna ha assunto proporzioni che non hanno eguali in tutto il resto del nostro territorio nazionale, e quindi già da alcuni anni l'Università di Sassari sta portando avanti uno speciale progetto che si chiama BIDDAS, che è proprio inteso a studiare archeologicamente il fenomeno della scomparsa di tutti questi centinaia di villaggi. Proprio ieri a Sorso è stato aperto il primo museo tematico dedicato proprio ai villaggi scomparsi. Il museo si chiama proprio BIDDAS e raccoglie i reperti provenienti dagli scavi, dalle campagne di scavi. Ormai sono 15 anni che l'equipe di archeologi del professor Marco Milanese dell'Università di Sassari sta portando avanti nel villaggio scomparso di Geridu, che si trova proprio nelle campagne di Sorso. Io dicevo prima al sindaco, abbiamo quindi il museo tematico dedicato ai villaggi scomparsi nel nord Sardegna. Gorno Stramazza potrebbe tranquillamente candidarsi ad avere il museo tematico sui villaggi scomparsi per quanto riguarda la Sardegna meridionale. Si tratta però di muoversi, di cogliere l'occasione. Il villaggio scomparso di Serzela, a quanto è dato di poter capire da quel poco che si raccoglie in superficie, perché sapete a Serzela finora non è stato fatto nessuno scavo stratigrafico,
I reperti che noi oggi andiamo a presentare sono dei piccoli frammenti di ceramica che il caso ha voluto che ritornassero in superficie nel corso delle arature, quindi nessun intervento di scavo, un semplice recupero di quello che il puro caso ha riportato alla luce grazie agli aratri e alle zappe. Pensiamo che cosa potrebbe essere scavare il villaggio di Serzela. Lo possiamo capire dall'importanza architettonica dell'emergenza della chiesa di San Paolo, una chiesa grandissima con una mostra gotica interessantissima, il portale, no? In stile gotico. Quindi è probabile che il villaggio in effetti fosse molto esteso e fosse anche abbastanza ricco ai tempi diciamo, in cui la sua popolazione ha raggiunto il massimo, ecco, nel momento della sua massima prosperità. Molto è stato intaccato dai lavori agricoli, certamente, molto altro invece, a quanto ho potuto capire, è ancora perfettamente intatto sotto la coltre di terra, quindi ecco, il villaggio potrebbe dare molti risultati. E dei risultati che potrebbero venire da un'indagine archeologica in questo villaggio avremo un'idea oggi con questa mostra. Come nasce la mostra? Vi ripeto, dal puro caso, dal recupero sporadico e casuale di pochi frammenti di ceramiche tra le rovine del villaggio, che però sono ceramiche che gli archeologi già conoscevano grazie al fatto che altrove sono stati trovati dei reperti intatti, no? Quindi sono ceramiche che venivano prodotte in serie in varie parti d'Italia ed Europa, venivano importate in Sardegna, arrivavano fino a Gorno Stramazza. Raccogliere un pezzetto di ceramica grande pochi centimetri quadrati oggi per gli archeologi corrisponde a trovare il vaso intero, perché da quel piccolo frammento si capisce immediatamente a quale tipologia particolare appartenesse e quindi si può tranquillamente utilizzare quel frammento come se fosse il vaso intero. È quello che abbiamo fatto noi, abbiamo proprio voluto dimostrare questo. Siccome il museo Turcuse Moros nasce come museo didattico e infatti si arricchisce per illustrare questo incontro-scontro tra civiltà sarda e civiltà islamica di tutta una serie di oggetti che sono ricostruzioni degli oggetti che venivano utilizzati nel periodo in cui questo scontro è avvenuto realmente. Lo stesso abbiamo fatto con queste ceramiche. Voi vedrete all'interno delle vetrine il piccolo frammentino di terracotta, a volte pochi centimetri quadrati, affiancato alla ricostruzione in dimensioni reali, comprese le decorazioni del vaso. Perché abbiamo potuto fare questo? Non perché abbiamo lavorato di fantasia, ma perché altrove sono stati trovati i vasi interi e probabilmente se si scavasse a Gorno Stramazza, se si scavasse a Serzela, di questi vasi interi si potrebbero trovare anche qui, a dimostrazione quindi della liceità dell'operazione. Questo serve proprio a far capire questo, quindi che anche un minimo frammento di ceramica ha un'importanza documentale pari a quella che può avere il reperto intero. Come è stata fatta la scelta? Si è cercato di risalire, tramite questa scelta di reperti, a tutto l'arco cronologico in cui la vita del villaggio si è sviluppata. Quindi al momento attuale della ricerca, per quanto si è potuto capire, il villaggio di Serzela nasce alla fine del 1200, perché i reperti più antichi risalgono proprio alla fine del 1200, fine XIII secolo. Nel XIV secolo il villaggio assume una sua importanza ed è proprio nel XV secolo, nel corso del 400, che viene costruita la chiesa, almeno nel suo impianto iniziale. Il grosso delle ceramiche risalgono al 500, diciamo che il 1500 è stato il secolo in cui il villaggio ha prosperato maggiormente. Nel 600 comincia la crisi, alla metà del 700 il villaggio scompare, secondo quello che si sapeva anche dai documenti, cosa confermata anche dai reperti.